Punto. Sì, sono partite, sono prove generali di cori, ovviamente non è che ieri si è riempita Piazza Duomo, perché quelli che erano cinque, insomma qualcuno è andato, noi eravamo Qualcuno si è anche aggregato. Andiamo anche noi, sono interista e lo voglio dire con questo striscione. Intanto la squadra rientrava da Roma e ecco un po' di immagini esclusive del nostro Gabriele Carenzi con la Coppa che ha fatto il giro dei seggiolini, si dice così. Abbiamo iniziato con le autorità, cioè la dirigenza, la signora Deli Moratti, il nostro amministratore delegato Ernesto Paolillo, e poi via via vedete l'aereo con ecco i genitori di Maicon, questi sono papà, perché poi Maicon ha detto papà lo faccio allenare da domani perché così magari tiro il fiato una partita io, e questa Coppa pian piano ha fatto il giro da tutti. Quaresma che si è tolto le treccioline, foto e immagini, c'era il fotografo ufficiale, tutti se la volevano coccolare un pochino, Giorgino Ravezzani, e ovviamente che è lui che sta portando in giro la Coppa, e ovviamente il nostro operatore. È stato un viaggio tranquillo, diciamo, ci sono stati momenti di foto, momenti di battute, di sorrisi, però non c'è stata un'atmosfera, posso dire, pensavano già anch'io, un po' di euforia l'hanno fatta in campo, nello spogliatoio, l'abbiamo visto prima, molto misurato, rimane un ricordo ovviamente, una vittoria molto bella. Pupi che dice dormo con la Coppa, possiamo vedere questa che poi dopo andrà sui giornali della serie Dormo con la Coppa. Milito, un gol, sta guardando cosa c'è scritto, ma non ho scritto che ho fatto io il gol del risultato, no, non è, la Coppa è pronta già da prima, Principe, non è che poi arriva lì il fine incisore e lo scrive, però potrebbero farlo, perché rimane, poi vai in sede, rimane nella storia, dice ma quanto è finita quell'Inter Roma, che poi ne avessimo fatto una di finale Coppa Italia con la Roma, uno dice com'è finita, ed eccolo qua Pupi che esce dall'aereo che ci ha riportato la squadra da Roma a Milano con la Coppa Italia assolutamente svestita dei drappi giallorossi che invece l'avevano presentata prima della partita, il giorno della conferenza aveva tutti e due i drappi, quello giallo-rosso e quello nero. Invece ne hanno tolto uno. Ieri José Mourinho ha detto nell'intervista post partita e in conferenza stampa, avevo chiesto l'altra volta ai tifosi di venire alla Malpensa, questa volta non ce n'è bisogno, purtroppo però non lo hanno ascoltato. No, ma qualcuno c'era, vediamo qualcuno all'esterno, quando si è arrivati, non tantissimo, davvero non i 5.000 dell'altra volta, qualcuno si è presentato, giustamente, è venuto a salutare, a celebrare un successo dei propri beniamini, e quindi ecco qua il momento in cui si fa capolino tutti quanti pian piano. Questa volta forse le forze dell'ordine si sono fatte sorprendere per me, ma non c'erano 5.000 persone, lo vedete, quelli che sono, altrettanti ce n'erano fuori che aspettavano intorno al pullman della squadra, ma insomma questo è un po' il racconto che abbiamo fatto di questa finale di Coppa Italia, raccontata nei 5 giorni per farvi capire qual era l'atmosfera